Il Panathlon Club di Sassari, nella rappresentanza del suo presidente Marcello Sassu, ad accompagnare, dico io, un progetto meritorio come quello di Agitamos. Si parla tanto di valori, questi sono quelli reali, quelli scritti e vissuti ogni giorno dai ragazzi. Credo che sia già di per sé gratificante. Senz'altro partecipare a questi eventi è già di per sé gratificante, ma noi come Panathlon anche a livello nazionale e internazionale abbiamo come principio fondamentale di dare uno spazio grandissimo a queste problematiche. E tant'è vero che esiste già da diversi anni, forse una quindicina d'anni, a livello proprio internazionale un progetto di sensibilizzazione delle popolazioni, soprattutto giovanili, verso queste problematiche che ritengo che siano da affrontare sinceramente con grande attenzione, perché sono delle problematiche che sensibilizzano i ragazzi a queste situazioni e soprattutto nell'ambito della scuola negli anni passati hanno dato spesso adito a emarginazione. Quindi siccome il Panathlon proprio come principio fondante ha quello dell'inclusione e della socializzazione, oltre che del rispetto delle persone, noi abbiamo partecipato a questo progetto come patrocinio, ma con grande entusiasmo. Devo dire un grazie a questi ragazzi che hanno attivato questo progetto, in particolare al dottor Manolo Cattari, che veramente ha acquisito secondo me un merito enorme, che è quello di aver aperto una porta enorme nell'ambito della scuola all'avvicinare i ragazzi a questo delicatissimo problema che è quello dell'inclusione e della partecipazione alla scuola e alla vita sociale delle persone con disabilità. E quindi ringrazio ancora di aver avuto questa opportunità di partecipare a questo progetto e spero che abbia uno sviluppo ulteriore anche in tutte le scuole della città.